Sindaco di Bivona, Mirko Cinà, parliamo di questo disagio che i cittadini di Bivona stanno avendo per il collegamento con la strada di Cianciara. Sì, un disagio che stanno avendo i cittadini di Bivona, ma di tutto il comprensorio, diciamo, dei sicani e della nostra area interna. Praticamente una frana impedisce diciamo, di percorrere la SS 118 tra Cianciano e Raffadale, e questo sta creando tantissimi problemi soprattutto ai pendolari, alle attività produttive, a chi si deve recare in ospedale. Abbiamo parlato più volte con il responsabile regionale dell'ANAS e stiamo coinvolgendo Sua Eccellenza il Prefetto, perché bisogna trovare una soluzione nell'immediato. Noi già siamo un'area interna con le nostre difficoltà in termini di viabilità e vogliamo delle risposte immediate, attivando un'altra corsia, attivando un bypass per cercare di far transitare alla 118, perché percorrendo le altre strade dalla nostra area interna ci vogliono veramente 20-30 minuti in più, quindi non è possibile. Già noi viviamo una situazione di marginalità territoriale e quindi chiediamo con forza soprattutto ad ANAS che attivi con la ditta che è incaricata per fare i lavori, di attivarsi immediatamente. Non possiamo più aspettare. Parliamo anche dell'amministrazione comunale, della finanziaria, voi avete già approvato tutto. Sì, abbiamo approvato il bilancio entro i termini, stiamo lavorando sul consuntivo, devo dire che c'è stato un risanamento importante nel corso dell'ultimo anno e mezzo e di questo siamo ampiamente soddisfatti. Stiamo lavorando sulla programmazione, sui tanti finanziamenti che in questo momento ci sono e anche sui finanziamenti delle aree interne che devo dire saranno una boccata di respiro per tutti, diciamo, i comuni della nostra area interna sicani, perché ci sono importanti finanziamenti di 16 milioni sulle infrastrutture, finanziamenti sulla riqualificazione urbana, sui progetti sull'energia e molti altri progetti ancora su cui stiamo lavorando. Quindi c'è tanto lavoro, abbiamo chiuso la vecchia programmazione e abbiamo speso 40 milioni di euro. Siamo l'unica area territoriale che sta della provincia di Agrigento che sta utilizzando le risorse e di questo ne siamo fieri del lavoro che abbiamo fatto.